Buon pomeriggio a tutti, siamo in diretta per la preghiera dei bambini. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco. Ok, un po' di bambini li ho visti questa settimana perché abbiamo riaperto, meno male, è stato bello rivederli. Dopo 3 mesi, pensate che bello, straordinario. Bene? Vediamo un po', oggi qui chiama questi bambini. Ecco. Pronto? Aspetta un attimo, scusami, Pronto? Ciao, siamo Tommaso e Riccardo. Non ho capito, Tommaso e Riccardo. Tommaso Riccardo, ciao. Volete dire le intenzioni? Sì. Dimmi. Preghiamo per la nostra famiglia e pure perché almeno guarisce l'occhiata al nostro cuginetto. Ah, va bene, prima anche per il vostro cuginetto, va bene. Ok. E per la stazione. Sì, grazie. Pregate insieme? Ok. Angelo di Dio, che segna, illumina, custodisci, reggi, governa la furata data pietà celeste. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Bravissimi. Grazie Tommaso e Riccardo, giusto? Ciao. Ciao, grazie, un abbraccio, ciao. Eccoci. Questo che bello, quando prendono insieme è anche ancora più bello. Sento un po' che bello. Stavo dicendo, abbiamo riaperto, alcuni bambini li abbiamo già visti, che bello, è stato veramente bello e straordinario rivedere i bambini dopo 3 mesi, e i genitori anche, non solo i bambini, anche i genitori, è stato veramente bello e commovente. Va bene? Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Pronto? Ciao Beatrice, tutto bene? Dimmi Beatrice. Oggi è compleanno? È il compleanno? Della zia Fiore, oh ragazzi, gli facciamo gli auguri, grazie che me l'hai detto, grazie. Faccio una bella preghiera per la zia. Dai, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto di tuo seno sei tu. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Bravissima Beatrice, vuoi dirne un'altra? No. Basta? Anche noi, che sei i cieli, mi fa seccato il tuo nome, che fatta la tua volontà,
il cielo così Da? rose nostro quotidiano, mentre non ti dedichi, come siamo i nostri debitori, nostre dolci questioni di chiamare Amen. Bravissima Beatrice, grazie. Non c'è la Camilla. Nostra Camilla, Ti passo? oh Camilla, Ok, ciao Cami. Ciao! Ciao Cami. Ok. ciao Pino, sono la Camilla. Ciao Cami, tutto bene? Sì, Ah, quando vieni a come trovarmi? stai? Bene, bene. Vieni a trovarmi, eh? Vengo la prossima settimana. Ok, ok. Va bene, vi aspettiamo. Sì. Le intenzioni? Io prego per la mia zia che oggi ha compiuto 40 anni, Ah, che bello. per la mia famiglia, No, per la mia sorella. per la mia due sorelle e per i volontari, per come si chiama? La faccia del mondo e la mia figlia. Bravissimo. Fai le preghierine? Sì. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumini, custodisci, reggi, governa in te, e ti fui affidato da celeste. Amen. Mezzo. Sì? Angioletto, amico mio, state sempre ovunque sia la tua mano sul mio. Bravissimo. Cami? Avevo suonato. Sì. Di eterno riposo, nell'onore Signore, e splenda dessi la luce perfetta, riposano in pace. Amen. Vuoi pregare insieme alla cuginetta? Sì, insieme alla Chiarina. Insieme, una Dai. preghierina insieme. Insieme a te, alla Chiara, Ave Maria. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetta è frutto del seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bravissime, brave. Grazie. Chiara, Sì, è Chiara? ciao Pino, Ciao. sono la Chiara. Ciao, siete tutte lì oggi, che bello, tutte insieme. Oggi al compleanno della mamma, volevo fare per la sua liberazione e per la sua guarigione. Sì. E poi volevo dire la presentazione e contemplazione. Va bene, grazie. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si scende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i soggetti del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli unici, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele il suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre, gloria al Padre, al Figlio e al Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bravissima Chiara, grazie. Ciao! Ascolta, siete lì tutte ancora? Chiara, siete ancora lì tutte? Sì, ora c'è. Non ho capito. Vado a temperatura. Dimmi Chiara? Ti chiama dopo. Sì, va bene, a dopo. Dopo pregate tutte insieme, tutte e 3 o 4 quanto siete. Va bene? Sì, adesso ti chiamo Rosario. Ciao, ciao. Ciao. A più tardi. Ciao, grazie, un abbraccio. Ciao.
Pronto? Pronto Pino? Sì, ciao. Chi sei? Alessia. Ciao Alessia. Mi hanno mandato una tua foto. Grazie che sei venuta. Grazie. Ciao. Grazie a te. Tutto bene? Volevo dire la preghiera del tramonto. Va bene. Grazie. Mentre il sole dietro ai monti ritira i suoi raggi, voglio riempire con la preghiera la pace della sera. È bello ringraziarti, Signore. Per questo giorno ti ringrazio, per ogni gioia ti ringrazio, per ogni gesto di amicizia che sono riuscito a regalare ti ringrazio. Per questi occhi ti ringrazio, per questa voce ti ringrazio, per queste mani che hanno stretto altre mani ti ringrazio, Signore. Bravissima Alessia. Brava, brava. Un'altra preghierina. Volevo dire la preghiera dell'aurora. Ah, perfetto, brava. Signore, tu sei il mio Dio, dal mattino io ti cerco come il deserto, attende la pioggia, così io desidero fin dall'aurora io ti cerco. O dolce mio Signore, fa che io veda sempre dentro e attorno a me la tua potenza e la tua gloria. Bravissima. Ti cerco nella tua casa, voglio starti vicino, senza te la mia vita non ha alcun senso, mi avvolge il silenzio ed il buio e attorno a me mi rivolgo a te, Signore, e mi sento al sicuro. Bravissima Ale. Manca una preghiera, vedete un'altra. Il Requiem Eterna. Ecco, bravissima, grazie. Grazie, ci tengo tanto a quella. Requiem Eterna, Dominus Dominus, lux perpetua, luce a te, Requiem scanti in pace, amen. Bravissima, grazie, grazie. Grazie a te, ci vediamo Pino. Vieni a trovarmi, che voglio salutarti, ok? Sì, Ciao, un abbraccio. va bene. Ciao, ciao, grazie, ciao. Che bello, è straordinario i bambini. Sono veramente bravi e straordinari, soprattutto anche i genitori che gli imparano le preghierine. Pronto? Ciao, sono Riccardo. Ciao Riccardo. Vorrei dire Una San preghierina. Michele Arcangelo. Va bene, bravo Riccardo. San Michele Arcangelo, il figlio del combattimento, Dio ti aiuta contro la moneta del segno del demonio, che lui gli scacci supplichevoli ne nascondiamo. Pensi del nemico celeste con la fatta di Nino, e spingi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che perdiscono delle anime girando Per il mondo e così sia. Bravissimo Riccardo. Riccardo? Ciao. Grazie, grazie, un abbraccio. Ciao, ciao, grazie. Ciao. 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 Vedete, è bello pregare con i bambini, vedete le loro intenzioni, le loro preghierine, sono veramente bravi, 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 straordinari. Ringraziamo anche i genitori che gli imparano le preghiere. Pronto? Ciao, chi sei? Sono Alessandra Stella. Alessandro e Stella, ciao ciao. Ecco, a voi siete venuti in settimana, vi ringrazio che siete venuti, va bene? Grazie. È stato bello ritornare in associazione. Ecco, dite le intenzioni. Preghiamo per la guarigione e la liberazione della nostra mamma e della nostra famiglia, per la conversione dei peccatori e per i nostri parenti. Bene, bravi. Consacrazione all'Immacolata Concezione. O Vergine Immacolata, Madre mia Maria, io rinnovo oggi e per sempre la mia consacrazione perché tu disponga di me per il bene delle anime.
Ti consacro me stesso con tutto ciò che sono e che possiedo, la mia famiglia con tutti i miei cari, al tuo cuore immacolato. Prendici sotto la tua materna protezione, aiutaci a vincere le tentazioni che ci sollecitano al male e a conservare l'armonia tra tutti noi. Il tuo cuore immacolato sia il nostro rifugio e il cammino che ci conduce a Dio. Insegnaci a pregare e a sacrificarci, per amore di Gesù, per la conversione dei peccatori e riparazione dei peccati, commessi contro il tuo cuore immacolato. Ti offro la mia mente, il mio cuore, la mia volontà, il mio corpo, la mia anima, tutto me stesso. Ti offro, o cuore immacolato di Maria, le preghiere, le azioni, i sacrifici di questo giorno, per tua intercessione. E in unione con il cuore del tuo divino Figlio, ottienimi la grazia di mantenere la mia famiglia sempre unita nell'amore. Amen. Bravo, bravo Alessandro. Sì. San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento, sii nostro aiuto contro la malizia e il figlio del demonio, e Dio lo scacci supplichevoli che ne scongiuriamo, e tu principe della milizia celeste, con la contadina, e spingi nell'inferno Satana e altri spiriti maligni, la perdizione delle anime vadi, fianco per il mondo così sia. Bravo Alessandro, grazie. Andiamo Stella. Preghiamo per la tua protezione, Grazie. per Norbert, Padre Mario, i volontari e la pace del mondo. Grazie. Brava. Mio Dio, io credo, adoro e ti amo, ti chiedo perdono per coloro che non credono, non adorano, non temono e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti adoro profondamente e ti offro il personissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze con cui egli spesso viene offeso, e per i meriti del suo sacratissimo cuore e per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti chiedo la conversione ai poveri peccatori. Amen. Brava Stella, grazie. Posso farne un'altra? Sì. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi, piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Bravissima Stella. E lì ancora Alessandro. Sì. Dite una preghiera insieme, un'Ave Maria magari o quello che volete. Ok. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bravissimi, grazie. Un abbraccio. Ti vogliamo bene. Grazie anch'io. Ciao, a presto. Ciao. Pronto? Ciao, chi sei? Pronto? Chi sei? Martina. Chi? Martina. Ciao Martina. Ciao. Ma tu non c'è. Non c'è, ecco. Vuoi dire tu le intenzioni? Adesso finiscono le misure di tutto il mondo. Non ti senti, sai? Prega. Dai, di la preghierina Martina. Ave Maria, piena di grazia, Signore con tu sorvede, tutte assieme, tutti su. Santa Maria, Madre di Dio, procuratore
Bravissima, Marti. Ciao. Grazie, ciao. Ciao, un abbraccio. Ciao. Scusatemi, questa è la preghiera dei bambini e c'è sempre qualcuno che scrive cose che non deve scrivere. Per favore, smettete, altrimenti mi tocca bloccarvi. Questa è la preghiera dei bambini, non disturbate la preghiera dei bambini. Queste cose non si dicono ai bambini, ok? Si dicono in altri momenti, non in questo momento, va bene? Questa è la preghiera dei bambini, smuovono le montagne, non mi interessano quei commenti, si fanno in altri momenti quei commenti, non oggi, non ora. Pronto? Ciao Pino, sono Ciao. la Giulia. Ciao Giulia. Scusa un attimo, Oggi Giulia. volevo- Aspetta un attimo, scusa un attimo, Giulia. Ok, per favore, non scrivete certi commenti perché non ha senso. Questa è la preghiera dei bambini, per favore. Ok? Va bene? Ecco, stai scrivendo ancora, smettila Davide, non so chi sei, non voglio manco sapere, non mi interessa. Questa è la preghiera dei bambini, non bisogna disturbarla, grazie. Buona giornata e buona preghiera. Ecco, dimmi Giulia. Oggi volevo pregare per la rivelazione della mia mamma e il lavoro dei miei genitori. Va benissimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberati dal male. Amen. Bravissima Giulia, vogliamo un'altra Ora, preghiera? visto che c'è anche mia sorella e mia cugina, diciamo la Ecco, tutte verità per te tutte e insieme. per le tue intenzioni. Ok. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie, grazie. Vi voglio bene. Prego. Grazie Ciao, Giulia, Dio, grazie ciao, Chiara, Dio, grazie Beatrice, Dio. grazie Camilla, grazie a tutti. Salutami la mamma e Ciao, fagli gli Dio. auguri da parte nostra. Ok, Ciao, grazie. grazie. Ciao, ciao. Ecco, vedete che bello. Vedete la preghiera dei bambini? E dico ai bambini, guardate i commenti, che la gente vi lascia tanti commenti e che vi ringraziano. È veramente bello e straordinario. Pronto? Ciao Pino! Ciao, chi sei? Michela! Ciao Michela! Ciao, ti ho visto ieri sera a messa. È stato bello. Sì, Ciao, vuoi dire le intenzioni? sì, Ecco, dimmi. la pace del mondo per i peccatori e per la famiglia. Bravissima, grazie. Grazie. Anima mia, magnifica il Signore, il mio fede desuntan Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutti generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose fatte in me onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazioni la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha piegato la potenza nel suo braccio, ha ripresso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dei troni e inalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele e il suo servo, ricordandosi della sua sua misericordia. misericordia. E aveva promesso i nostri padri ad Abramo la sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bravissima Michela. Grazie, Ti faccio grazie. Sì, dimmi. mio fratello Edo. Va bene, grazie. Ciao. Ciao, ciao Edo. Tu vuoi pregare per chi? Vorrei pregare per i peccatori, per la pace del mondo e per il mio occhio. Ok.
Vorrei dire un Ave Maria, un Gloria al Padre. Bravo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Madre nostra, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bravissimo Edo. Adesso ancora Dina Michela? Sì. Dite una pregherina insieme, dai. Ave Maria, Bravi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie Michela. Danni custode, illumina, custodisci, leggi, governa me, effettui affidate dalla pietà celeste. Amen. Bravissimi. Grazie Michela, grazie Edo. Ciao, a presto. Ciao, grazie. Va bene? Vedete che bello pregare i bambini. Mi raccomando, guardate i commenti che mi scrive la gente in segno di ringraziamento, ok? Veramente bello e straordinario. Vi ringrazio davvero a cuore, veramente a tutti. Siete tutti speciali, i bambini sono speciali, sono angioletti, come dico sempre. E le preghiere dei bambini smuovono le montagne. E i bambini danno fastidio a chi? All'inquilino sotto, ok? Con le loro preghiere smuoviamo le montagne. Bene? Grazie veramente di cuore ai bambini e anche ai genitori che permettono tutto questo. Ecco. Ho scritto un messaggio a quelli di prima, continuano a mandare messaggi un po' non belli, perché questa è la preghiera dei bambini, non va disturbata in nessun caso la preghiera dei bambini, mi raccomando, per favore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Pronto? Ciao Pino, sono Camilla. Ciao Cami, tutto bene? Ciao. Sì, Finalmente sì. ci siamo visti, era ora, dopo Sì. 3 mesi. È stato È bello. vero. Sì. Vuoi dire le intenzioni? Sì, prego per te Pino, Grazie. per Don Albert, per l'associazione, per la pace nel mondo e per i peccatori. Grazie Cami. Volevo dire una preghiera. Sì. O Sacro Cuore di Gesù, scrigno prezioso delle divine misericordie, riparo compassionevole degli sconsolati, fonte inesauribile di gioia, abbi pietà di noi miseri peccatori. Esaudisci le nostre preghiere e concedi le grazie che ti chiediamo, per intercessione dell'Immacolato Cuore di Maria, tua e nostra Madre amorevole. San Giuseppe, Padre putativo del Sacro Cuore di Gesù, prega per noi. Bravissima Cami. Grazie. Grazie, un abbraccio. Prego, un abbraccio. Venite su domani, mi raccomando. Sì. Ok? Sì. Ciao, un abbraccio. Ciao. 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 Grazie Cami, scusa, ho attaccato, stavi parlando. Ah, mamma mia. Allora, forse non ha ancora capito qualcuno. Dico di non scrivere più, questa è la preghiera dei bambini, scrivete in altri momenti quando parliamo con gli adulti, non in questo momento che c'è la preghiera dei bambini. Adesso non ci sente. Ma io non disturberei mai una preghiera dei bambini. C'è qualcosa che non quadra, allora smetti di scrivere, ok? Scusate, ma oggi è una giornata movimentata, qualcuno non vuole proprio la preghiera dei bambini. Vedete un po' voi, smuove le montagne, i bambini smuovono le montagne, qualcuno non vuole proprio, diciamo così.
Gesù. Ok, mamma mia, scusate che oggi è una giornata un po' movimentata con questi che scrivono queste cose qua, con i bambini, questa è la preghiera dei bambini, non voglio che la disturba nessuno, va bene? Scusate se dico un po' queste cose, ma la preghiera dei bambini è veramente bella e straordinaria e non deve essere disturbata da nessuno. Quando devono dire certe cose me devono dire a me, quando siamo in altri programmi, non questa dei bambini, mi raccomando. Ok? Vabbè. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Pronto? Pronto, sono Gaia! Ciao Gaia! Dai! Bene, bene, te? Bene! Grazie. Sono che dalla zia! Dalla zia, Perché bene. mia mamma oggi è andata a messa. Ah, ok, meno male, bene, bene, sono contento. Ok. Voglio dire un'intenzione. Sì, Per la tua protezione, Pino, per tutti i volontari e per la mia famiglia. grazie, brava. La preghiera. Sì, Santa Madre di Gesù, tu che conosci le sofferenze e le speranze della Chiesa e del mondo, assisti i tuoi figli nelle quotidiane prove. A te, Aurora della salvezza, consegniamo il nostro cammino perché sotto la tua guida tutti gli uomini scoprano Gesù, luce del mondo ed unico Salvatore, che regna con il Padre e lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen. bravissima. Sacro cuore di Gesù, confido e spero in te. Bravissima. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bravissima Gaia. Saluto Albert e Angela. Ok. Ciao. Dio una preghierina anche a loro, dai, se no dopo si lamentano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Bravissima Gaia, grazie. Ciao, Ciao, un abbraccio. un abbraccio. Voglio tanto bene. Grazie anch'io, un abbraccio, a presto. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Eccoci, bene. Stavo dicendo prima, ricordo intanto qualche avviso, così almeno
dal lunedì al sabato alle ore 9:30 la Santa Messa, a seguire il Santo Rosario, ore 15 la Coroncina del Dino Misericordia, ore 16 Vespri, ore 18:30 Santo Rosario Madonna Guadalupe. Ricordo, il lunedì sera ore 21 preghiera di liberazione e guarigione, venerdì sera ore 21 la messa di guarigione, adesso la facciamo ogni tanto anche a mercoledì. Pronto? Indovina chi sono? Chi sei? Alessia! Ciao Alessia! Ciao! Volevo dire una preghierina per te, Pino. Grazie, grazie. L'Ave Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bravissima Alessia, grazie. Grazie, ciao. Un abbraccio, grazie, Un grazie. abbraccio anche a te. Ciao, ciao. Ciao. Saluta la mamma e papà, ciao. Sì. Ciao. Eccoci. Facendo lunedì sera, ore 21 preghiera di guarigione e liberazione, venerdì sera, ore 21 la messa di guarigione. Adesso ogni tanto facciamo anche il mercoledì, solo per i volontari al mercoledì, così facciamo in diretta, così da casa trovate beneficio anche voi. Bene? Domani le messe saranno due, una alle ore 10 e una alle ore 17, così almeno chi può viene al mattino, chi può viene al pomeriggio, ok? Faremo tutta estate due messe alla domenica, una alle 10 al mattino e una alle ore 17. Così intanto che si ritorna nella normalità, speriamo un po' in fretta che tirano via queste mascherine che non se ne può più. Tantissimi dottori dicono che il virus non c'è più, è sparito, altri dicono che sta riprendendo, altri insomma è ora di finirla, che tirassero via queste mascherine e queste restrizioni. Poi uno al mare deve tenere le distanze, ma per favore, ma se la vitamina D, lo dicono tutti i dottori, combatte il virus, ammazza il virus, la vitamina D col sole che prendiamo se ne va da solo. E allora perché devo tenere le distanze dagli altri? Perché ci vogliono fare odiare l'uno con l'altro i malvagi, ma noi non ci caschiamo, va bene? Oppure a settembre i bambini andranno a scuola con le mascherine, che senso ha? A settembre non c'è più manco il virus, deve tenere mascherine i bambini, perché devono rovinare i bambini e noi non glielo permetteremo queste cose, va bene? Pregheremo tanto, va bene che si fermano queste cose. Pronto? Ciao Pino. Ciao, chi sei? Davide. Ciao Davide, da Brescia. Ciao. Davide? Ecco. Vuoi dire le intenzioni? Sì. Per la tua protezione, per la pace nel mondo e per la conversione dei poveri peccatori. Grazie, grazie Davide. Preghierina. O Madonna delle guardia con maternità bontà al dolore del mondo, asciuga le lacrime dei sentimenti, dai dimenticati, dai disperati, delle vittime di ogni violenza, ottieni a tutti lacrime di pentimento e di vita nuova, che aprono i cuori al dono rigenerante dell'amore di Dio. Ottieni a tutti lacrime di gioia, dopo aver visto la profonda tenerezza del tuo cuore. Amen. Va bene. Grazie Davide. Davide, Ciao. grazie, ciao, un abbraccio. Ciao, salutami i genitori. Ciao. Ciao. Eccoci. Ecco, noi dobbiamo combattere contro tutte queste cose. I bambini non possono andare a scuola con mascherine, piuttosto li teniamo a casa, ma non ha senso. Perché devono rovinare i bambini? Danno fastidio a chi? All'inquilino sotto, ricordatevelo. L'ho spiegato tante volte in associazione venerdì sera. Cosa vuol fare con i bambini? Non lo spiego adesso perché è una festa per i bambini, c'è la preghiera per i bambini, va bene. Lo spiegherò un venerdì sera, così lo sentiranno tutti. Eccoci. Aspettiamo ancora qualche altra chiamata e poi vediamo. Meno male che quello non ha scritto più.
Pronto? Pronto? Ciao Pino, Ciao, chi sei? sono Pietro. Ciao Pietro. Ciao. Ciao. Vuoi delle intenzioni? Sì, Ecco, per te, grazie. per l'associazione e per Don Albert. E per? No, per me, per l'associazione, per? E per Don Albert. Ah, ok, grazie. E poi preghiamo anche per voi, per tutti i bambini, per tutte le famiglie. Ok, Mm, Magnificat. ok. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatte in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, Rimandate. ha rimandati che mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, Come aveva? come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo. E la sua discendenza per sempre. Pronto? No, poverino, ogni volta gli cade la linea. Pronto? Tommy? Tommy? Poverino, ogni volta gli cade la linea. Richiama Tommy. Se riesci, richiama. Va bene? Eccoci. Ti ricordo di leggere tanto le catechesi che servono a crescere spiritualmente. Mi raccomando, quando il passo del Vangelo non si capisce, la catechesi lo spiega molto ma molto bene. Va bene? Pronto? Ciao Pino, Chi sei? Matteo. Ciao Matteo. Ciao. Vuoi dire le intenzioni? Sì, Ecco. per fermare con virus, per Pino l'associazione. Grazie. Scusami. Ecco, scusami. Dimmi. Io credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre, onnipotente, creatore Di là verrà a giudicare? di là verrà a giudicare vivi e morti, il suo regno non avrà fine. Io credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Bravissimo Matteo! Grazie! Matteo! Hai sentito le campane? Sì! Sono fuori a Cossesa. Ah, fuori dalla chiesa, bello, grazie, grazie Matteo! Ciao, un abbraccio! Ciao. Ciao, grazie, grazie, ciao, ciao! Grazie Matti, va bene. Gloria al Padre, Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Pronto? Ciao, io sono Edo. Ciao Edo! Tutto bene? Sì. Ti stavo aspettando, non chiamavi, ho detto strano, sarà in giro. Sono in ritardo. Sei in ritardo. Bene, almeno hai trovato subito il numero, la linea libera. Come stai? Tutto bene? Sì, Ecco, oggi per chi vuoi pregare? per la mia famiglia e per te. Grazie. Bella Madonnina, tu sei la regina. Il sole splendente mi riscalda dolcemente. Un raggio che dal mio cuore mi dà tanto coraggio. Tu sei la mia sorellina, che brilla del circo, e anche di mattina, quando scende la notte scura. A te penso e non ho più paura. Sei preziosa una rosa, la più bella, la più odorosa. Quando prego e guardo il tuo bel viso, mi sento in paradiso. Anche se sono piccolino, il mio cuoricino.